mostra che racconterà Paolo, i suoi successi sportivi, ma anche Paolo uomo, e siamo molto contenti che sia fatta a Padova. Ma Paolo si è sempre sentito veneto e quindi Padova sicuramente sarà una location adatta, bella e che sicuramente avrebbe fatto piacere anche a lui, quindi siamo contenti, invitiamo davvero a venirla a vedere perché è una mostra molto molto bella e davvero piena di oggetti, di ricordi, di particolari anche inediti anche sul mondiale dell'82, su Paolo, su tutto quello insomma che è stata il suo percorso professionale, suo e anche dei suoi colleghi calciatori. Io sono legata a tutti gli oggetti che rappresentano Paolo, sia dal punto di vista calcistico, che forse è il periodo che io ho vissuto meno accanto a lui e quindi mi fa piacere vederli esposti, mi fa piacere ogni volta guardarli, ammirarli, e anche quelli che riguardano invece Paolo uomo, che è il mio Paolo, è quello che ho vissuto di più, quindi sicuramente è un percorso pieno di emozioni. Ho appena editato Per sempre noi due, le nostre parole d'amore, che è un libro edito da Rizzoli, è un percorso nel quale io racconto questo amore tra me e Paolo fatto di tanto sentimento, di tanti momenti belli ma anche di tanto dolore, quindi il dolore per la sua malattia, il dolore per la sofferenza, per questi 9 mesi vissuti insieme, per questa nostra battaglia combattuta insieme, questo mondiale che non abbiamo vinto, ecco, quindi un libro doloroso, nel senso che veramente ho pianto tanto per scrivere questo libro. Alla fine ho però diciamo raccolto tutto quello che è stato il nostro sentimento e ho dato seguito a quello che è stata una promessa fatta a Paolo, che non avrei appunto dimenticato né disperso il nostro amore. Pablito è un eroe nazionale, è una di quelle persone che è sempre stata quel modo di unire tutti i pensieri non solo degli sportivi, e quindi da questo punto di vista per noi è veramente una cosa meravigliosa. Ringrazio la Regione Veneto per questa grande opportunità di collaborazione, ringrazio tutti i partner, ringrazio soprattutto la Fondazione Paolo Rossi, perché credo che questo percorso che inizia da Padova sia un percorso che tutta l'Italia aspetta e desidera. Devo dire che è una domanda troppo facile per chi ha masticato un po' di calcio, perché è chiaro che l'opportunismo di Paolo Rossi è noto a tutti, è stata la sua chiave vincente, è stato quello che l'ha portato alla ribalta mondiale nel mondo del calcio. Io mi affacciavo al mondo del calcio quando Paolo diventava campione del mondo, quindi per me è sempre stato un grande riferimento. Ovviamente avevo un ruolo diverso in campo, ma era un idolo come dicevo prima, per tutti, e non ha mai avuto, a mio modo di parere, una squadra di appartenenza, cioè non ha mai avuto una tifoseria che era dedicata a Paolo Rossi e l'altra tifoseria che contestava Paolo Rossi. E questa è la cosa bella di Pablito, il fatto che sia proprio l'eroe nazionale che ricordiamo tutti. Abbiamo voluto raccontare la storia di un calciatore, la storia del calcio, di quegli anni ovviamente, e che effetti ha avuto poi nella società, e la vita di un uomo. Quindi era abbastanza difficile, ma in un certo senso anche semplice, se si pensa che lo sport e la cultura, comunque, quindi un museo, può essere educativo anche per i giovani. Quindi riuscire a raccontare il carattere, la tenacia di Paolo, che tante volte, anche in tante interviste, diceva non occorre solo il talento, no? Ci vogliono tante altre cose, non occorre solo il fisico, non occorre solo, ci vuole veramente la voglia di fare. Quindi abbiamo raccontato la mostra in senso cronologico, quindi da quelli che sono gli esordi, la Rossi Vicenza ovviamente, che è stato il suo grande exploit, e l'Argentina 78, i mondiali, fino ad arrivare però anche alla vita privata, quindi alla vita con Federica, e poi il suo lascito, con un video emozionale che molto gentilmente Venditti ci ha dato la possibilità anche di utilizzare una delle sue più grandi e famose canzoni.
Noi abbiamo voluto raccogliere tutto quello che è anche il post Paolo, nel senso che cosa ha lasciato Paolo all'Italia. Ha lasciato tantissime emozioni, ha lasciato tantissimi ricordi belli che vengono scritte in delle lettere, ad esempio quando poi c'è stata la sua scomparsa abbiamo raccolto tutte le lettere, le abbiamo fatte rileggere in tutti i dialetti diversi d'Italia e in tutte le lingue del mondo, quindi ci sarà questo momento anche chiamato Rest in Peace in cui veramente capiremo che cosa significa essere stato un grande campione. Un'occasione unica per tutti noi, non solo a Padova ma nel Veneto, per vedere e ammirare i cimeli di Paolo Rossi e le maglie che hanno fatto la storia, diciamo, del nostro calcio, le maglie e anche i trofei, e non solo, perché è una mostra ricchissima di altri contenuti multimediali, poi foto, ricordi di Paolo, la sua pagella e un sacco di testimonianze anche visive di grandi campioni del passato e anche del presente. Ma Paolo Rossi è sempre stato il mio supereroe fin da bambino, perché l'andavo a vedere allo stadio, no? Quando avevo 10 anni ho seguito tutto quel campionato fantastico nel Vicenza, il 77-78, e poi culminato con la convocazione nazionale di Paolo in Argentina, che poi è stato, Paolo ha giocato titolare in Argentina, quindi è stata una cosa incredibile per una città di provincia e anche per il Veneto, per i veneti tutti, avere centravanti nella nazionale. Poi siamo arrivati ai mondiali dell'82, dove Paolo ha realizzato questo exploit che ha permesso di vincere i mondiali e poi di rendere praticamente così unita e orgogliosa una nazione intera. Però credo che la sua storia nasca proprio dalla sua storia personale, quindi la storia di un ragazzo umile, semplice, alla mano, simpatico, con tantissime cose da dire, da fare. L'ha dimostrato anche quando è venuto qui circa 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa, il 18 febbraio 2020, una delle sue ultime apparizioni pubbliche. Ci eravamo lasciati il 18 febbraio 2020, 2 giorni prima dell'inizio pandemia, con Paolo Rossi qui al Ferrofini a presentare il suo libro, e ripartiamo da qui per una mostra che porterà la figura di Paolo Rossi verso tutti i tifosi e tutti gli appassionati italiani e anche all'estero. È un grande momento per noi, quindi mi auguro e spero che appunto questo inizio a Padova, questo inizio in Veneto porti fortuna anche alla mostra dedicata a un ragazzo d'oro, a Paolo Rossi.